pari, 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 pari. Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro, diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Eccoci per una nuova edizione speciale di Persegui. Questa settimana facciamo uno speciale elezioni amministrative di Venezia. Abbiamo 3 ospiti di 3 partiti, tutti che si candidano, corrono per chi consigliere comunale, chi consigliere alle municipalità. Roberto, Davide, siete pronti? Prontissimi. Partiamo? Eccoci, ci siamo pronti. Andiamo col primo ospite. Veneziana, laureata in storia e diplomata in archivistica, è ricercatrice storica, impegnata nella tutela dei beni culturali e ambientali. Dal 2015 al 2020 è stata consigliera e vicepresidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano. È con noi Anna Messinis. Anna, turismo, diritto all'abitare e lavoro, come sono collegati a Venezia e quali sono le vostre proposte? Intanto buonasera a tutte e tutti. Sono appunto strettamente connessi. Lo spopolamento è evidente ed è sotto gli occhi di tutti ed è il vero problema di questa città è ripopolarla ed è un problema di tutto il territorio comunale perché c'è stata un'espulsione degli abitanti e che adesso ormai si rivolgono anche al di fuori del territorio comunale e soprattutto non ci sono le condizioni perché mancano le case per accoglierne di nuovi. Quindi la questione della casa, dell'abitare e di riportare persone è chiaramente il punto centrale di uno dei temi centrali di questa campagna elettorale ed è ben posto nel programma della coalizione, perché appunto questa è una coalizione coesa, compatta, fatta di molte liste, ma che agisce in modo coordinato intorno appunto alla figura del nostro candidato a sindaco Andrea Martella. Per noi di Alleanza Verdi Sinistra è davvero fondamentale perché il diritto all'abitare vuol dire garantire la casa a tutti gli strati della popolazione e quindi a partire da chi ha di più in difficoltà. E quindi bisogna agire assolutamente sulle case pubbliche. Come è noto sono circa 2.500, sono più di 1.100 quelle solo del comune, di proprietà del comune, alle quali si aggiungono quelle di Atere e di altri enti per fare un patrimonio di 2.500 case vuote non assegnate. E questa è la prima iniziativa che bisogna intraprendere e quindi un vero piano case, un vero investimento per risanare, restaurare nei casi in cui è necessario e riassegnare le case di edilizia residenziale pubblica. Non è sufficiente, le domande sono più di 2.200 mi pare le domande di alloggio ERP nel comune di Venezia ed è scandaloso che in questi anni, nonostante l'aumento di risorse che è arrivato come non mai negli ultimi anni, appunto, il numero è aumentato e anzi c'è stata anche una riduzione del patrimonio abitativo, quindi con programmi di alienazioni.
A questo bisogna poi, a questo primo punto bisogna poi assolutamente agire anche sulla questione di permettere gli affitti di lungo termine, di facilitare l'offerta dei privati ad affittanze di lungo termine, sia con fondi di garanzia, con un'agenzia dell'abitare che metta insieme, che colleghi l'offerta e la domanda con appunto fondi di garanzia e anche incentivi fiscali, la riduzione dell'aliquota IMU per chi affitta per contratti di 3+2 o 4+4 e anche contributi possibili per il recupero del patrimonio abitativo. Poi vanno destinati ad abitazioni i complessi edilizi che sono stati via via abbandonati, quindi va riaumentata l'offerta appunto di abitazioni pubbliche. E poi bisogna assolutamente agire sulle affittanze turistiche. Io voglio qui, si parla molto, l'Osservatorio OCCE ha fatto grandi indagini, grandi studi, io adesso vi do solo 2 dati che sono quelli dell'annuario ufficiale del turismo. Nel 2014 nell'intero territorio comunale c'erano 1915 unità censite, quindi si parla di patrimonio di unità di locazioni turistiche censite. Adesso, nell'ultimo annuario che è uscito, che riguarda i dati del 2024, sono 8.940. Quindi sono più che quadruplicati, quasi quintuplicati gli alloggi che sono sottratti alle abitazioni per farne affittanze appunto turistiche, e i posti letto sono passati da poco più di 6.000 a 39.000. Questo dà già la misura del fenomeno, e su questo le proposte ci sono, perché va distinta quella che viene detta la sharing economy, cioè la possibilità di affittare l'alloggio di un residente che quando è via o in vacanza può affittare il suo alloggio, o al massimo un altro alloggio, da avere operazioni di speculazione che hanno interessato interi edifici e che hanno costruito gli alberghi sotto altro nome. Ecco Anna, un altro tema insomma importante di questa campagna elettorale, ma anche del vivere a Venezia, è il tema della mobilità. Quale visione avete della città da questo punto di vista? Allora, naturalmente per la questione della mobilità è centrale, cioè serve collegare tutto il territorio comunale, ma soprattutto organizzare meglio il rapporto, l'intermodalità con il trasporto ferroviario. E la Venezia, per le sue caratteristiche, ha una rete di trasporto pubblico importante, per il fatto che a Venezia non ci sono, la città d'acqua, non ci sono le automobili, e il collegamento dalla terraferma alla città d'acqua è dato dal mezzo pubblico. Però è un mezzo pubblico che non è ben strutturato e ben rapportato con anche il sistema ferroviario, per cui vanno prima di tutto introdotto una cosa molto semplice di cui si parla da moltissimi anni, che è un biglietto unico che permetta a tutti di muoversi sia con il treno che con i mezzi su gomma e poi con i vaporetti. Poi va ampliata la proposta anche come Alleanza Verdi Sinistra, è quella anche di una gratuità per le fasce degli studenti. Poi appunto una buona relazione, ampliare le zone a traffico di ZTL, cioè il comune di Venezia è l'unico comune, credo, dove sono state ridotte in questi anni le zone a traffico limitato. Va strutturata bene la relazione appunto tra ferrovia e anche l'uso della bicicletta, potenziando i punti dove si possono lasciare le biciclette e quindi avere una buona integrazione con il trasporto pubblico, perché la riduzione del traffico automobilistico è fondamentale, e per quanto riguarda la città d'acqua va potenziato il collegamento con le isole di sera,
soprattutto, e con l'ospedale, perché c'è un serio problema di raggiungere l'ospedale di San Giovanni e Paolo dalle isole, di sera è praticamente impossibile, quindi vanno potenziate il trasporto serale, e ovviamente c'è un problema di sovraffollamento nella città d'acqua dovuto alla pressione turistica e di condizioni disumane di trasporto nelle fasce lavorative. Penso, soprattutto vista la pendolarità, al rientro dal lavoro da Venezia e da Fincantieri, veramente condizioni che pretendono invece una riflessione su corse destinate e potenziate, perché sono veramente condizioni disumane. Anna, Venezia è una delle repubbliche marinare. Negli anni, nei secoli, hanno sempre fatto scambi economici, scambi culturali tra l'Oriente e l'Occidente. In un periodo di guerre come abbiamo ora, e con la cultura della pace che ha sempre avuto Venezia, è importantissimo avere un assessorato alla pace. Sì, è molto importante, ed è molto importante che questo l'abbia fatto, che Andrea Martella l'abbia messo in modo chiaro. Ed è una delle questioni che dimostrano come tra la coalizione di centro-sinistra e la coalizione di centrodestra siamo davvero agli antipodi. È una campagna elettorale che non è una campagna elettorale, è una differenza veramente di fondo, e questa della pace è una di queste, perché pensiamo che invece Venturini ha proposto di usare Marghera per l'industria bellica, quindi non c'è niente di più diverso, ecco. E l'assessorato alla pace è importante perché deve avere una duplice funzione: intanto ripristinare il centro pace che ha avuto una funzione importante nel comune, che è stata una delle prime cose che Brugnaro ha fatto quando è stato eletto, è stato quello proprio di chiuderlo. E tra l'altro nella nostra lista di Alleanza Verdi e Sinistra c'è proprio chi ha seguito e ha lavorato al centro pace per tutta la durata appunto del centro pace, e che ha una funzione educativa e di formazione, e insieme di approfondimento e di studio. E Venezia appunto con la sua storia, come diceva giustamente, di scambi importanti, ha anche la possibilità di giocare un ruolo davvero anche sul dialogo e organizzare anche degli incontri al massimo livello. Quindi da una parte formazione, conoscenza e studio, e dall'altra anche può giocare un ruolo davvero a livello internazionale, un po' come ha fatto Firenze con la Pira nel dopoguerra. È una città che può porsi a questo livello. Ovviamente non ha le competenze, un sindaco non ha le competenze, una giunta non ha le competenze di un Ministero degli Esteri, ma davvero la storia e la centralità di Venezia possono essere giocate in modo utile e importante per il destino del mondo, appunto. Anna, intanto mi sento di ringraziarti, insomma, anche per la disponibilità a venire qui, ma anche per esserti messa in gioco, insomma, in questa importantissima campagna elettorale. Come ultima domanda, diciamo, prima della chiusura, secondo me è importante che tu provi un pochino a spiegarci il motivo, no, per il quale, magari personale o della tua storia, per il quale hai deciso di metterti in gioco. E poi anche, secondo me, una cosa che potrebbe rimanere poi anche a chi ci ascolta sono un paio di proposte, 1 o 2 proposte che ritieni fondamentali per la città e per il comune. Beh, mettersi in gioco, che posso dire è abbastanza faticoso e quindi impegnativo, ma penso davvero che dobbiamo fare tutti un grande sforzo. In questo momento in cui la situazione locale, nazionale, mondiale è così spinta all'odio, alla guerra, ai conflitti, penso che ci voglia veramente l'impegno di tutti per cambiare direzione
e per non rassegnarsi. Ecco, la prima molla è quella, non ci si può rassegnare. E quindi ognuno dice dove posso fare qualcosa, in quale ambito posso tentare di agire, e penso che si debba partire dall'ambito più vicino, più prossimo, perché la qualità della vita delle persone è fondamentale e parte proprio anche da piccole azioni vicine. Ed è in questo spirito di cercare di migliorare le condizioni di vita delle persone, di combattere appunto anche le disuguaglianze crescenti che sono molto preoccupanti. Io ho un'età tale per cui ricordo quando ero giovane io e non avrei mai immaginato di invecchiare in un mondo in cui le disuguaglianze crescono in modo così forte. E quindi anche partendo dal livello locale della città, anche su questo è possibile agire. E che cosa fare? Allora, le azioni da fare che un comune può fare sono moltissime. Abbiamo parlato appunto delle azioni concrete sulla casa, perché sono che rendono difficile l'abitare alle persone più in difficoltà. Lo stesso vale per migliorare la qualità dei servizi, perché anche quella è una lotta alle disuguaglianze, dare servizi, quindi servizi dall'asilo nido fino alle strutture che aiutano nella fase terminale della vita. Quanto è importante l'attenzione alla persona in tutte le fasi della vita, e questo quindi vanno ampliati e resi veramente accessibili a tutti. L'altro tema importantissimo è migliorare la condizione anche dell'ambiente, quindi la salvaguardia della laguna, e su questo anche il programma della coalizione e la nostra lista in particolare è attenta, cioè la salvaguardia dell'ambiente lagunare, che è indispensabile, è la grande ricchezza che abbiamo ed è l'unicità di Venezia con la sua laguna che va tutelata. E in questo senso sono contenta che appunto sia uno dei temi che tutta la coalizione ha fatto proprio. E poi le condizioni di lavoro, nuove condizioni di lavoro che cerchino di uscire dalla monocultura turistica, ma che partano proprio dalla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e culturale della città come occasione di lavoro. E quindi lavoro nel campo culturale, e in questo il comune può agire a partire dalla sua struttura, dai suoi dipendenti, alle fondazioni e agli enti di cui ha diretta competenza, e per estenderlo in un tentativo di favorire l'insediamento anche di piccole attività legate al mondo culturale e artigianale, offrendo spazi e servizi per nuove piccole imprese o associazioni che si occupano appunto di lavoro culturale e di conservazione e messa in valore del patrimonio ambientale e culturale della nostra città. Eccoci qua, grazie ad Anna per questo intervento, però come sempre Perseghi ha la sua ultima domanda finale, che consiste da proporre all'ospite. Rifaccio. Ma non sentivo niente. Avevo il microfono spento. No, vabbè. Facciamo la domanda finale del gesto semplice, no? Sì, vai. Sì, dai. 3. Ti chiedo un gesto adesso, un gesto che... Adesso Ti do io la risposta, Anna, andare a votare, rispondi. Adesso te lo dice, tu di andare a votare. Ok, allora 3, 2, 1. Grazie ad Anna per il tuo intervento, e come sempre Perseghi fa la sua ultima domanda finale all'ospite della serata. C'è un gesto semplice, concreto, che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già da domani per migliorare il proprio territorio?
Beh, certamente intanto andare a votare e a votare per il cambiamento e votare per le liste della coalizione che sostiene Andrea Martella e in particolare per la lista di Alleanza Verdi-Sinistra, che appunto è una lista fatta di tante persone che si impegnano per migliorare la qualità della vita delle persone, delle cittadine e dei cittadini. Bene, grazie. Passiamo al prossimo ospite. Perseghi, È di Mestre, veneziano, nella vita è insegnante di scienze naturali, un percorso creato con la laurea in scienze ambientali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Si è occupato di acqua e reti idriche, ha deciso di candidarsi per la municipalità di Mestre col Movimento 5 Stelle. È con noi Vittorio Pellizzaro. Buongiorno a tutti e un grande ringraziamento per questo invito, in particolare a Gianluigi Bergamo e un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast Perseghi. Ok, grazie Vittorio. Turismo di diritto all'abitare e lavoro. Come sono collegati a Venezia e quali proposte avete? Allora, questi temi sono collegatissimi. Bisogna innanzitutto ragionare su quello che è stato il bilancio attuale di questa amministrazione. Quali sono state le risposte di questa amministrazione? Parliamo del turismo. La risposta di questa amministrazione del turismo è stata quella di andare semplicemente a tassare il turista attraverso il contributo d'accesso, che non dà niente. Si sta parlando in questa campagna elettorale addirittura di estendere questo contributo d'accesso a tutti i veneti. Significa che quindi i veneti dovranno pagare per andare a vedere il proprio capoluogo di regione. È un'assurdità ragionare in questi termini. Quali sono le proposte alternative? Si deve proporre quella che è una carta dei servizi del turista, cioè una quota, un contributo al cui interno vengono forniti servizi fondamentali, quindi agevolazioni per ingresso a musei, eccetera, anche per incentivare quello che è il turismo, non mordi e fuggi, ma il turismo che vede in Venezia un punto di interesse. Invece ragionando sul tema delle residenzialità, l'overtourism, abbiamo detto, limita quello che è il numero di case disponibili, alza i prezzi degli affitti. E qual è stata la risposta di questa amministrazione? Pensiamo che questa amministrazione gestisce quasi 5.000 case e un quarto di queste case sono sfitte. Non sono state ancora assegnate. Questa è un'altra problematica fondamentale che si lega alla residenzialità e quindi alla possibilità di giovani, di famiglie di vivere la città e ancor più questa amministrazione non si è andata ad occupare andando a bloccare quello che è regolamentare quelli che sono le affittanze turistiche brevi. Invece ha consentito l'aumento di nuovi alberghi in terraferma, si è dimenticata completamente quindi di potenziare quello che è un lavoro qualificato, non un lavoro stagionale come quello che può essere il turismo mordi e fuggi. Ecco, un'altra domanda, insomma, abbastanza importante in questa campagna elettorale è quella sul tema della mobilità a Venezia, insomma, in generale anche sulla mobilità e sulle infrastrutture, no, che caratterizzano un pochino Venezia. Qual è la visione che avete come lista del Movimento 5 Stelle da questo punto di vista sulla città? La mobilità in questi anni è stata completamente depotenziata. Pensiamo a interi quartieri in cui sono stati fatti tagli approfonditi su quello che è il trasporto pubblico, non si è investito adeguatamente invece su quello che è la rimodernazione del parco mezzi. Pensiamo che ancora adesso i vaporetti funzionano a gasolio. È necessario cominciare ad avviare una transizione ecologica in questo ambito. È fondamentale poi pensare dei sistemi di scontistiche per quelli che sono i residenti che abitano nelle isole, anziane, persone fragili che fanno difficoltà a muoversi a Venezia, in questo momento pagano lo stesso biglietto, nonostante tutte le difficoltà,
il turista pendolare. Questo non è accettabile, bisogna cercare delle strutture, delle modalità per poter andare a utilizzare delle scontistiche proprio per queste persone fragili. Nell'ambito invece sempre ambientale, cosa si può dire di questa amministrazione? Il Comune di Venezia è il primo comune in Veneto per consumo di suolo. Non si è investito un euro nella transizione ecologica, anzi stiamo continuando a cementificare. E tutta questa cementificazione non fa che incrementare quello che è anche l'afflusso di macchine, di mezzi nei centri storici, soprattutto in terraferma. Si sta quindi pensando alla laguna come una semplice autostrada, una via dell'acqua, senza considerare quelle che sono le vere criticità ambientali. Dobbiamo quindi intervenire anche dal punto di vista dei trasporti, pensiamo alla questione delle grandi navi, realizzando immediatamente quello che è il porto offshore, smettendolo quindi con gli scavi in laguna che la stanno distruggendo e cominciare a bonificare anche Porto Marghera, ricordo la più grande area industriale europea che attualmente rimane completamente abbandonata a se stessa. Vittorio, Venezia fa parte della Repubblica Marinare. Negli anni, nei secoli è stata importante per uno scambio culturale, uno scambio economico che porta a conoscenza di altri popoli medio orientali e via di seguito. In un periodo storico come adesso fatto di guerre e di oppressione, come si colloca una assessorato alla pace nel Comune di Venezia? Quanta importanza ha? Io credo che bisogna parlare di pace in questo momento così difficile e complesso, avere non solo un assessorato alla pace, ma magari grandi istituzioni di pace a Venezia e rendere Venezia protagonista di quelli che è il dialogo della pace, secondo me è fondamentale. Io lo legherei anche a un altro concetto. Attualmente sia a Venezia Centro Storico che in terraferma non esiste un piano strategico per gli immobili pubblici, cioè ci si continua a raccontare che qualunque bene che attualmente è in mano pubblica deve essere venduto per fare cassa. Ecco, quello che io propongo è questo. Abbiamo centinaia di istituzioni internazionali che parlano di pace, il Centro Studio per la Pace che è necessario che vada riattivato. Diamogli gli spazi pubblici, diamo la possibilità di poter occupare questi spazi e quindi contribuire a diffondere la cultura della pace. Si può anche pensare quello che è un'interconnessione con quelle che sono le istituzioni europee che già attualmente esistono ma che non hanno voci, non stanno dialogando. Proprio andandoli, il comune può essere proprio un promotore, interconnettendo, facendo rete con quelle che sono già le istituzioni presenti e dando a disposizione quei centinaia, migliaia di immobili che sono presenti e che si racconta possono essere solo diventare nuovi alberghi. Questo secondo me è veramente dare un contributo a quello che è il tema della pace. Beh, intanto mi sento di ringraziarti, Vittorio, per quello che stai facendo, per quello che ci hai raccontato, per essere qui con noi a Perseghi e anche per esserti messo in gioco, insomma, che è una cosa che non è sempre facile. A questo proposito, secondo me, potrebbe essere interessante, insomma, anche per chi ci ascolta, conoscere un pochino le ragioni, no, della tua candidatura, cioè ti va di raccontarci un pochino perché ti sei messo in gioco e poi una o due proposte a cui tieni particolarmente e che vorresti portare nella municipalità nel caso in cui fossi eletto. Assolutamente, io come detto all'introduzione da Gianluigi, io nasco con una profonda conoscenza ecologica. Per me il tema ambientale è centrale nei prossimi decenni. Io credo che sia fondamentale portare una visione nuova in questa città a Mestre, una visione che quindi parta da noi giovani generazioni. Il mio impegno è iniziato nell'università dove ho fatto il rappresentante degli studenti, dopodiché ho proseguito sempre in quest'ambito
e credo che il Movimento 5 Stelle al momento sia l'unico a Venezia che ponga tematiche centrali rispetto a tutti gli altri partiti. Un presupposto per la coalizione è stato proprio quello, che le nostre tematiche fossero poste al centro e sono state accolte prontamente. Quello che io mi sento a cuore ovviamente e che mi piacerebbe portare come primo argomento è l'argomento di Mestre, riportare l'identità storica di Mestre. Qui abbiamo delle zone grandissime, penso alla zona dell'Umberto I, oppure la zona della stazione, che meritano una riqualificazione. Nel centro di Mestre, sotto questa urbanistica che ci ha tolto l'identità, anche noi di ragazzi, abbiamo la nostra visione storica medievale che deve essere riportata. Un'identità che poi si deve andare a fondere con quello che è il grande polmone verde della terraferma. Abbiamo quello che è uno dei parchi più belli, il Parco San Giuliano. È necessario proseguire aumentando gli spazi verdi, proseguendo con le zone del Bosco di Mestre e solo, secondo me, riimmaginando la città possiamo andare veramente a cambiarla. Ecco. Bene, grazie a Vittorio e come di consueto facciamo l'ultima domanda di Perseghi che facciamo a tutti i nostri ospiti. Vittorio, c'è un gesto semplice e concreto che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già da domani per migliorare il proprio territorio? Ce ne sono tanti, questa domanda è complessa, ma io credo che il gesto più bello che un cittadino possa fare al giorno d'oggi è quello di scegliere. Scegliere cosa? Scegliere magari di impegnarsi nel suo piccolo, impegnarsi per il proprio quartiere, impegnarsi magari scegliendo di difendere una zona, di difendere un albero, scegliere magari di contribuire al benessere della propria città, scegliere magari una volta la bicicletta al posto che la macchina, ecco, scegliere di fare attività di volontariato. Io quando qualcuno mi chiede dico provate sempre a fare un po' di tutto e di scegliere le cose che veramente vi piacciono, aiutando gli altri e contribuendo agli altri. Ecco, io do questo mio piccolo contributo per la mia città e spero che anche qualcun altro possa darlo. Bene, grazie Vittorio, in bocca al lupo per tutto e passiamo al prossimo ospite. Grazie a voi. Perseghi. L'ospite di oggi è una figura che unisce passione civile, studio e impegno amministrativo. Nato nel 1974, laureato in scienze politiche all'Università di Padova, vive a Mestre ed è consigliere comunale a Venezia dal 2022. Studioso e saggista, ha pubblicato per CR Edizioni il volume Dal comunismo al riformismo, dedicato alla trasformazione della sinistra veneziana, dal PCI al PDS. In consiglio comunale si è occupato soprattutto di casa, trasporti, tutela dei quartieri e servizi pubblici, portando avanti un'opposizione concreta e molto attenta ai problemi quotidiani dei cittadini. Oggi si ricandida nelle liste del Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Andrea Martella. Diamo quindi benvenuto qui a Radio Nostra a Perseghi al consigliere comunale Gianluca Trabucco. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e buonasera a tutte e a tutti, grazie per questa opportunità. Bene Gianluca, iniziamo. Turismo, diritti all'abitare e lavoro, che sono collegati a Venezia. Quali proposte avete? Sì, vabbè, allora cerco di essere il più possibile partendo da uno dei temi che mi sta più a cuore anche per diciamo così formazione politica, che è il tema del lavoro, che tiene assieme un po' tutte le tematiche che hai toccato, Roberto, in questa domanda. Allora, noi pensiamo che nonostante il turismo sia una industria fondamentale, importante per l'economia di Venezia, non possa essere l'unica industria possibile in questa città. Noi dobbiamo innanzitutto pensare a diversificare e quindi provare a trovare nuovi sbocchi dal punto di vista lavorativo, investendo ad esempio, cosa che non è stata fatta
in maniera compiuta in questi 11 anni sulla zona di Porto Marghera, provando ad esempio a farlo diventare nuovamente un grande polo dell'innovazione. Penso ad esempio alla nuova chimica, a servizio delle nuove energie come l'idrogeno, ma ad esempio si parla tanto di intelligenza artificiale. Quello potrebbe essere uno spazio che potrebbe aspettare le cosiddette gigafactory per l'intelligenza artificiale, che deve essere un'intelligenza artificiale, diciamo così, responsabile, che per evitare ad esempio quello che è successo recentemente appunto a Porto Marghera con un'azienda che in nome del fatto dell'automazione e appunto dell'applicazione dell'intelligenza artificiale ha lasciato a casa alcune decine di lavoratori perché ritenuti non più indispensabili, perché il loro lavoro veniva fatto appunto dai computer dotati di intelligenza artificiale. Ma ad esempio penso anche all'economia green. A Porto Marghera potrebbero essere installate industrie che recuperano quelli che sono gli scarti dell'industria tessile per poter poi essere riutilizzati ancora una volta in un settore strategico come quello della moda e della calzatura. E va diversificata la questione del turismo, soprattutto perché il turismo, che ripeto, insomma, è un'industria importante, ma ai livelli a cui è arrivato a Venezia è un turismo che scaccia residenti, perché molti degli appartamenti che potrebbero essere messi sul mercato per quanto riguarda appunto nuovi residenti della città antica, ma anche di Mestre, sono utilizzati invece per le affittanze turistiche, perché è ritenuto più conveniente e diciamo così anche meno rischioso. Allora, noi su questo versante riteniamo che vada regolamentata l'affittanza turistica, l'affittanza breve, ovviamente andando, tra virgolette, a colpire non chi affitta un solo appartamento, magari per arrotondare il proprio reddito, perché magari un appartamento ereditato, non so, da una nonna o da un qualche parente, lo mette a reddito per poter, diciamo così, aumentare il proprio, diciamo, introito mensile. Ma esistono fenomeni in città per i quali 10, 20, 30 appartamenti rispondono a un unico soggetto, e qui siamo di fronte ovviamente a una speculazione che è paragonabile ovviamente a un'industria alberghiera e come tale, insomma, va regolamentata e magari ovviamente provare a mettere alcuni di questi appartamenti a disposizione della residenza. Per concludere, 2.500 appartamenti della proprietà pubblica tra Ater e Comune di Venezia che sono completamente sfitti. Noi riteniamo che un'altra proposta che proviamo a provare a mettere in campo è di rimettere in gioco questi appartamenti, dicendo anche all'Ater che se non è in grado di rimetterli sul mercato, diciamo sul mercato della residenza, che li assegni, insomma, che li dia al comune per poterli, vuol dire, assegnare, sapendo che quando tu rimetti in circolo un importante patrimonio pubblico di case popolari, qui parliamo, come dicevo prima, di 2.500, questo non diventa solamente una risposta per chi ha qualche difficoltà economica e quindi si trova costretto a dover andare ad abitare su appartamenti a prezzi calmierati come l'edilizia residenziale popolare. Ma è evidente che quando il pubblico mette sul una quantità importante di appartamenti, questo serve anche da calmiere per quanto riguarda l'affitto degli appartamenti cosiddetti privati, per cui c'è una doppia azione, quella di rimettere nelle disponibilità una serie di appartamenti che possono essere utilizzati da chi ne ha bisogno, ma contemporaneamente anche quello di poter agire come ente pubblico in quello che è il mercato delle affittanze private, provandolo ad abbassare, sapendo che noi viviamo in una città dove i costi degli appartamenti, ma non solo, della vita in generale, sono molto alti, e quindi è necessario da un lato calmierare i prezzi degli appartamenti, ma pensare anche a delle strategie per provare anche a contrastare il cosiddetto caro vita che a Venezia si sente, e anche quello elemento di
diciamo così, espulsione di cittadini dalla città antica, in qualche porto anche, in qualche caso anche da Mestre. Gianluca, un altro tema fondamentale di questa campagna elettorale è il tema della mobilità. A Venezia come viene vissuta e voi quale visione avete di Venezia da questo punto di vista? Ovviamente il tema della mobilità è un tema fondamentale per una città che, soprattutto la città antica che sta nell'acqua. Non avere un trasporto pubblico efficiente per una città fatta di canali e di ponti vuol dire mettere in difficoltà le persone, soprattutto quelle più fragili, e soprattutto far venire meno un diritto fondamentale, che è il diritto alla mobilità, che è anche sancito dalla nostra Costituzione, cioè la possibilità di muoversi liberamente. Noi riteniamo che il trasporto pubblico vada in qualche modo rifinanziato, vada investito nella mobilità pubblica. Penso ad esempio al rinnovo della flotta, al fatto che vadano aumentate le frequenze dei passaggi, sia per quanto riguarda i vaporetti che per quanto riguarda gli autobus. Chi va a scuola salire in autobus equivale praticamente a salire in un carro bestiame, da tanta è la gente che sale negli orari di punta negli autobus. Per cui va rafforzato il trasporto pubblico, questa è la nostra idea, sapendo che c'è un tema non solo di mobilità, ma c'è anche un tema, voglio dire, legato alle questioni ambientali, perché è evidente che chi usa l'autobus non usa il mezzo privato, e meno mezzi privati vengono utilizzati e maggiore è la possibilità di migliorare la nostra qualità dell'aria. In questi anni la giunta uscente non ha investito, anzi ha depotenziato il trasporto pubblico. La, diciamo, motivazione più ricorrente che hanno utilizzato è che di questi tempi si fa fatica a trovare personale che voglia condurre un autobus o condurre un vaporetto. Questo è senz'altro un tema vero, perché nel mercato del lavoro attuale, così come si è modificato, soprattutto dopo il Covid, si trovano sempre meno persone che vogliono fare lavori faticosi, e condurre un autobus o un vaporetto con i turni, oltre alla tipologia del lavoro, è sicuramente un lavoro faticoso, ma in questi anni la giunta Brugnaro ci ha messo il carico da 90, nel senso che oltre a un lavoro faticoso hanno fatto di tutto per trattare male anche i lavoratori di ACTV e quindi del trasporto pubblico, cancellando quelli che sono quello che era il contratto decentrato e diminuendo al minimo quelli che sono gli stipendi e i diritti dei lavori di ACTV. Basta pensare che fino a non poco tempo fa, quando c'era un concorso per entrare a far parte dell'organico del CTV, c'erano le code. Oggi si fa fatica a riempire le liste messe a disposizione, insomma dei posti messi a disposizione. Quindi noi dobbiamo invertire la rotta. Uno, per quanto riguarda, e mi ricollego anche alla domanda precedente, dal punto di vista del lavoro, dobbiamo ricominciare a rimettere al centro anche il lavoro pubblico, il lavoro appunto dei dipendenti CTV, ripartendo dalla discussione di un salario equo, e quindi la discussione sul contratto decentrato sarà una delle cose che dovremo fare fin dall'inizio, e poi un investimento serio in mezzi e linee che in questi anni, come dicevo prima, sono state sicuramente diminuite. Gianluca, la Venezia nel tempo, abituata a scambi economici, culturali con il mondo, oggi in un tempo con questo fatto di guerre e di autoritarismi, quanta importanza ha un assessorato alla pace e perché? Allora, Venezia è sempre stata una città di relazioni, di rapporti, di scambi, di pace con tutto il mondo e con tutte le culture. Non è un caso che, voglio dire, nella città antica si trovano luoghi che sono dedicati alle popolazioni, le etnie più disparate, il Fontego dei turchi, dei tedeschi, gli armeni, il ghetto ebraico, i greci, cioè, chi più ne ha più ne metta, per cui è sempre stata una città di cultura e di rapporti internazionali. E per questo abbiamo ormai una città
che è popolata da tantissimi cittadini ormai veneziani, cittadini italiani che vengono dalle parti più disparate del mondo, questo inevitabilmente crea qualche problema di convivenza, è inevitabile. Io non ritengo che tutti quelli che manifestano dei problemi a rapportarsi con culture, religioni, lingue diverse siano, diciamo così, razzisti. Certo, i razzisti esistono, su questo è poco ma sicuro, e sono quasi tutti nel centrodestra, se non anche, per non dire tutti. Però ci sono anche persone di impronta progressista che inevitabilmente dentro alcune realtà della nostra città sono in difficoltà, e questo non va sottaciuto, e non bisogna insomma etichettarlo solo come fenomeno di razzismo. Per cui vanno messe in piedi innanzitutto tutta una serie di politiche dell'integrazione, della mediazione culturale, per far sì che la nostra diventi veramente una città metropoli del mondo, nella quale chiunque da qualunque parte del mondo venga e decida di abitare a Venezia possa trovare e possa dire che Venezia è la sua casa. Detto questo, in un periodo di guerre, giustamente come dicevi tu, io ritengo fondamentale la proposta che è stata avanzata da alcune associazioni qui in città, che hanno fatto una raccolta di firme, un appello per reistituire l'assessorato alla pace e il centro pace. Due istituti che erano presenti in questa città fin tanto che non è arrivato questa amministrazione di centrodestra, che ha pensato bene di chiudere sia il centro pace che l'assessorato alla pace. Ha chiuso molte altre cose, cioè come le municipalità, tanto per dirle una. Diciamo così che il tema della partecipazione, del confronto, non è proprio la cifra di questa amministrazione di cui ci stiamo, diciamo così, liberando. Però rimanendo al tema dell'assessorato alla pace, io lo considero fondamentale, perché al di là di quello che ha detto il candidato sindaco del centrodestra, cioè che un assessorato alla pace è fondamentalmente inutile, questo dimostra non solo una scarsa cultura politica, ma una scarsa cultura appunto e basta, perché innanzitutto esiste una letteratura così scientifica che dimostra come ormai da anni si sia affermata quella che è la cosiddetta city diplomacy, la diplomazia delle città. Ci sono episodi in tutto il mondo in cui di fronte all'inerzia dei governi centrali ci sono città che hanno operato e operano per costruire ponti di pace, relazioni con stati e con governi che sono in guerra. Per cui c'è da un lato sicuramente un elemento di tipo operativo, dal punto di vista proprio delle cose da fare, e quindi un assessorato alla pace è utilissimo in un periodo, lo è sempre, lo è anche nei periodi in cui le guerre non ci sono, ma soprattutto nel momento come questo in cui le guerre ci sono e ne abbiamo anche a pochi chilometri da noi, diventa ancora più fondamentale. Ripeto, fondamentale per quello che possono fare le città dal punto di vista diplomatico, ma diventa fondamentale perché la pace non è solamente l'assenza di guerra, ma la pace è uno stato di cose, un processo culturale che si costruisce di giorno in giorno partendo dal basso, partendo dalla base, partendo dai cittadini. Un assessorato alla pace, un centro pace avrebbe esattamente questa funzione, quella di mettere in piedi iniziative con le scuole, le associazioni, i mondi culturali per poter, ripeto, instaurare un clima che possa, voglio dire, quotidianamente parlare di pace, parlare di cultura della convivenza e parlare di rapporti anche con chi, voglio dire, è distante da noi per cultura, per lingua, per religione, ma questo non significa che non si possa, voglio dire, convivere pacificamente anche con loro. Gianluca, oggi siamo qui insomma perché hai deciso di candidarti, e quello che volevamo sapere è quali sono i motivi che ti hanno spinto a fare questa scelta, e oltre a questo se hai una o due proposte a cui tieni particolarmente e di cui ti va di parlarci. Allora, se devo pensare alle cose sulle quali voglio dire, vorrei impegnarmi di più, sicuramente è una di quelle che abbiamo parlato poco fa, e quindi il tema della pace, il tema dell'integrazione. Però ad esempio una questione a cui sono molto legata è il tema delle questioni ambientali.
in questi anni io mi sono impegnato anche in discussioni abbastanza accese con quello che è l'assessore all'ambiente e anche all'urbanistica, perché uno dei temi fondamentali da questo punto di vista a Venezia è sicuramente il consumo di suolo. In questi ultimi anni, con questa amministrazione, Venezia è balzata, ha scalato la classifica del consumo di suolo e oggi Venezia è il capoluogo di regione che è al primo posto per consumo di suolo in Italia. E lo è diventato perché nell'ultimo anno, soprattutto, anzi nel 24, si sono consumati in un solo anno più di 60 ettari. E questi sono numeri che non è che li racconta un pericoloso estremista, ma sono numeri che vengono dall'ISPRA, per cui un ente ministeriale che verifica il consumo di suolo in tutte le città d'Italia e alla fine stila una serie di rapporti. Da questo rapporto risulta che Venezia è tra le città che consuma maggiormente suolo dentro una regione, il Veneto, che è al secondo posto per consumo di suolo. Questo rappresenta un problema non solo perché cancella quella che è la biodiversità dei nostri terreni, che già di per sé è, ma impermeabilizzare il suolo nelle maniere in cui in questo momento a Venezia, a causa di questa giunta di centrodestra, determina ad esempio che quando piove, e qui a causa dei cambiamenti climatici piove sempre di più e sempre più, voglio dire, intensamente, l'acqua evidentemente non sa dove andare, perché con il terreno è impermeabilizzato, e quindi alla fine si verificano gli episodi di allagamenti come quello che è successo il 21 agosto del 2025 a Venezia. Per cui noi dobbiamo cominciare a fermarci con il consumo di suolo, che non significa bloccare l'economia, questa è l'accusa che ci viene rivolta più spesso. L'edilizia è sicuramente uno dei fattori economici più importanti per una città, però esiste un rapporto di Confartigianato che ci dice che in Veneto ci sono 28 miliardi di possibile economia per costruire sul costruito, cioè costruire dove adesso ci sono edifici vetusti o datati che si possono abbattere e ricostruire senza consumare suolo ulteriore. 28 miliardi di euro in tutta la regione, che non è poco, oltre al fatto che ovviamente ci sono tutti gli impianti legati all'economia green che possono rientrare in quella che è l'economia per l'edilizia. E come c'è il tema del consumo di suolo, c'è un tema legato ad esempio al fatto che su Venezia, sempre per Venezia insiste in uno dei territori più inquinati d'Europa dal punto di vista dell'aria. Certo, c'è un problema di conformazione territoriale perché la pianura padana è un catino che raccoglie le correnti e quindi di fatto arrivano qui da noi anche lo smog prodotto solo a chilometri di distanza, ma soprattutto per la questione, per i venti e per il fatto che abbiamo le Alpi che ci proteggono, eccetera, tutto lo smog che viene prodotto si fatica a smaltirlo. Questo ovviamente non è una ragione per alzare bandiera bianca come ha fatto questa amministrazione che ad esempio diceva le domeniche ecologiche ma poi non metteva i controlli per fermare le macchine che continuavano a correre nonostante i blocchi, ma anzi il fatto di vivere in un territorio particolarmente inquinato dovrebbe essere una motivazione ulteriore per intensificare gli sforzi e provare a migliorare la qualità della nostra aria. Per cui sicuramente le questioni ambientali insieme ai temi della pace e poi anche quelli della mobilità che si ricollegano anche questo alla questione ambientale sono sicuramente temi per i quali vorrei spendere ulteriormente il mio tempo all'interno del Consiglio Comunale. Dopodiché il motivo per cui mi sono candidato, al di là delle questioni specifiche dei temi che vorrei portare avanti, io da diversi anni ormai faccio politica, però ritengo che a differenza di molti che pensano che la politica si possa fare anche a meno di farlo, io invece ritengo che la politica sia un'attività che
tutti in qualche modo dovremmo fare, tutti dovremmo occuparci dei territori che abitiamo, tutti dovremmo preoccuparci di migliorare i luoghi che abitiamo. E lo strumento per fare questo è la politica, perché anche quelli che ritengono che possa essere, si possa anche non interessarsi alla politica, vorrei dire che è la politica che si interessa di noi, perché ogni volta che noi entriamo in un ospedale, prendiamo un mezzo pubblico, portiamo i nostri figli a scuola, di fatto abbiamo a che fare con scelte legate alla sanità, all'istruzione, al trasporto, all'abitare, che sono state scelte da qualcuno che invece è meglio che molte tutti si possa un po' migliore a chi verrà dopo di noi. Ci siete? Pronto? Sì, 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 sì. tocca a Gianluigi adesso. Ah no, ma si è sentito o no? Quello Sì, che ho sì, detto? sì, sì, sì. Lui, a parte Ah, ok. l'ultima parte, ti sei... Ecco, adesso eri congelato. Ok, parto io. 3, Sì. 2, 1. Bene, siamo alla fine di questa intervista e come sempre ad ogni ospite di Perseghi facciamo la domanda, la consueta domanda. Gianluca, c'è un gesto semplice e concreto che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già da domani per migliorare il proprio territorio? Ecco, vorrei dire una cosa forse anche che potrebbe destare perplessità, in alcuni casi anche scandalo. Secondo me il gesto più concreto che si possa fare è iscriversi a un partito. Non importa qual è l'orientamento, ma voglio dire, siccome io ritengo che, come lo dice la nostra Costituzione, i partiti siano parte fondante della nostra democrazia, e che non sia un caso che la nostra democrazia abbia cominciato a indebolirsi esattamente quando hanno cominciato a indebolirsi i partiti, certo per responsabilità anche di alcuni comportamenti che i partiti hanno tenuto, ma rimanendo fedele a quello che dicevo prima, cioè che tutti dovrebbero contribuire per controtendenza rispetto al tempo che viviamo, perché per molti la politica e i partiti sono cose da evitare, io mi sento di consigliarlo. Perché non solo perché, come dicevo prima, sancito dalla nostra Costituzione, insomma l'articolo 49 parla esplicitamente dei partiti, ma soprattutto perché noi abbiamo bisogno di rafforzare la nostra democrazia e la democrazia si rafforza anche attraverso l'attività dei partiti, che sono quegli organismi che in qualche modo aiutano anche alla partecipazione politica. Io credo che uno dei problemi maggiori, rimanendo in tema politico, dei nostri tempi sia la disaffezione al voto, e anche questo è un elemento di debolezza della democrazia e, come dicevo prima, la democrazia e la disaffezione al voto hanno cominciato, diciamo così, a andare in difficoltà quando sono andati in difficoltà i partiti politici. Mi rendo conto che non è una proposta, non è né concreta e anche, cioè, non è una cosa da fare, che ne so, piantare più alberi o fare un'attività caritatevole o altro, però, ed è anche una cosa, mi rendo conto in controtendenza, ma una cosa in cui io credo veramente. Bene, grazie a Gianluca, in bocca al lupo per tutto e bene, grazie ai nostri 3 ospiti che abbiamo avuto per le elezioni amministrative a Venezia, che si voterà domenica e lunedì, il 24 e il 25 maggio. Gli orari sono i consueti, sono sempre... Ormai quest'anno, Roberto e Davide, siamo andati alle elezioni 3 volte, no? Con questa. Cioè, chi abita a Venezia oppure negli altri comuni dove si votano queste amministrative. Bene, ricordo che torniamo col consueto programma mercoledì prossimo e buon Perseghi a tutti e buone elezioni. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao. Pari, 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 persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi. Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci. Tra una risata e un imbarazzo scivola via ogni velo di ghiaccio. E se una frase rimane strozzata, Persegui torna, la serve tagliata. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, una fetta di verità che ti resta in gola e sa di Radio Nostra. Eccoci qua.